Buongiorno squadra, video velocissimo perché siamo già in ritardo. Oggi lasciamo quello che è il nostro, cioè il trekking in Friuli Venezia Giulia, perché siamo stati invitati al primo raduno stagionale delle tende a tetto in provincia di Vicenza, nella bellissima cornice di Villa Morosini. E siccome abbiamo finalmente terminato l'allestimento del furgone, poi vi mostreremo il tutto in un video a parte, abbiamo pensato che poteva essere l'occasione perfetta per testare l'attrezzatura. Quindi sarà un'esperienza diversa da quella che facciamo solitamente, ma sicuramente fighissima. Via si parte. In questo video vi mostreremo una parte dell'allestimento di Silvio, il parco della meravigliosa villa che ci ha ospitato, un giretto ad Asola e Cittadella, ma soprattutto voi che ci mostrate i vostri mezzi. Ma iniziamo dal principio. In verità c'è un raduno delle tende. Sì, quello. Ah, bisogna scendere giù. Eccoci qua. C'è già gente in pole position. Questa notte avremo il campanile che scandirà. Eccoci. Questa è in corsa. Sì, buongiorno. No, gruppo. No, non siamo con il gruppo loro. Ah, ok. Ok. Siete indipendenti, quindi. Siamo indipendenti. Il 13 e il 14 aprile si è svolto presso il Prato Incantato retrostante la meravigliosa Villa Morosini a Cartigliano in provincia di Vicenza il primo raduno stagionale delle tende da tetto. Accorsi alla donata oltre 40 mezzi di appassionati che fra un buon bicchiere di vino e grigliate varie si sono scambiati idee e suggerimenti su come migliorare la camperizzazione dei loro mezzi. A pochi passi dal campo base, a far da cornice il fiume Brenta, che con le sue acque cristalline ha creato la situazione perfetta per chi desiderava fare due passi. L'organizzazione è stata impeccabile, al costo di 20 euro a mezzo avevamo posto auto, servizi e docce calde e alla sera tavolata di gruppo con racconti di viaggio straordinari. Allora, finalmente abbiamo terminato la camperizzazione di Silvio. Quello che volevamo fare noi era creare un modulo che si potesse trasformare a seconda delle nostre esigenze e quindi estraibile in tutte le sue parti in modo tale da creare situazioni completamente diverse. E come ben vedete abbiamo fatto dei cassettoni, 1 e 2. E solamente che il tutto io ve lo mostrerò in un video dedicato, cioè smonterò completamente tutto quanto e poi monterò pezzo per pezzo in modo tale da farvi capire quella che è stata la nostra idea. Nel video dedicato vi mostrerò anche come ho fatto questo fantastico saccone porta tutto, che è veramente una roba geniale, e come l'ho fissato praticamente in modo removibile alla struttura. Questa qua è una grande figata perché ragazzi qua dentro ci sta veramente una valangata di roba. Tutto questo in un video dedicato per come ho camperizzato Silvio. Come ben sapete noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia, quello che facciamo sono camminate nella nostra bellissima regione, le facciamo di tutti i tipi, da quelle più semplici a quelle più complicate alle ferrate. E come dico sempre, se avete piacere di venire a visitare la nostra regione iscrivetevi al canale perché prima o poi sicuramente vi torneremo utili. Adesso andiamo avanti con quello che è stato un bellissimo evento, appunto questa reunion delle tende da tetto. Allora ragazzi, abbiamo avuto la fortuna di incontrare turisti selvatici, ma io ti faccio una domanda sola: ma perché una panda? Perché? Stata una scelta ben oculata. Noi avevamo un Land Cruiser troppo vistoso per raggiungere il Sudafrica, rischiavamo magari i predoni, una rapina. E invece con la panda andate tranquilli. La panda dice chi sono sti poverazzi. Vi regalavano anche magari un cammello. E poi il consumo, una panda, noi abbiamo chiuso il nostro tour dall'Italia al Sudafrica con circa 14 km al litro, cosa che con un gippone sarebbe stato impossibile. Ma abbiamo di tutto sulla panda. Io sono un appassionato, sì. Le sedie, il tavolino, una tenda Ci d'appoggio, in questa occasione non ho la veranda perché è modulare. Va bene. Ho un frigorifero. In Africa abbiamo 4 ruote di scorta all'interno, ecco. 2 taniche di benzina e altre 30 litri d'acqua più vestiario e cibo e fornello. Allora quindi non serve prendere un Defender, no? Per andare in giro. Dipende, noi siamo turisti selvatici, quindi già il nome dice tutto. Siete turisti selvatici e turisti simpatici. Com'è che ti chiami? Alessio. Ciao Alessio, piacere. Ciao. Mostra la computerizzazione, dai. Dai, sai, una roba velocissima, dai. Così, beccato al volo proprio. Allora, il lavandino, Ok. il frigo, D'accordo. fornello, D'accordo. dispensa cibaria, Mhm. armadio, D'accordo. questi qua, quelli fuori, Benissimo.
dispensa, Sì, dispensa, fammi vedere, ok. cassettini vari, C'è un sacco. il tuo armadio, Favoloso. cassetto, Tenda sopra, da sopra, fatto tutto quanto te? sì, Bravissimo, complimenti. Montato su che cosa? Fiat Scudo del 99. Allora, tu sei? Daniele, Daniele, benissimo. Hai montato una tenda sopra una? è un pick up Isuzu D-Max. Benissimo. Allora, la mia domanda è, per montare quella tenda che è, avvicinati così la facciamo vedere bene. Quanto ci vuole? Guarda, è stata la prima volta, tutto quanto ci abbiamo messo un'ora perché era la prima volta. D'accordo. Altrimenti secondo me in 20 minuti la apri, anche meno diciamo. E questa è la 190, l'abbiamo pagata mi sembra 1.200-1.300, non ti vorrei dire una bugia? Vabbè. Più le spedizioni 170. D'accordo. No, forse intorno ai 1.500. Lo rifaresti? Assolutamente sì. Perfetto. Grazie. A te. Allora, voi siete? Samuele Saccone, Ok, addirittura il cognome, fantastici. Allora, avete montato una tenda, che marca? è giusto. Benissimo. Su che autovettura? Sui Jimmy, ultimo modello. Come vi trovate? Benissimo. Quanto ci mettete per montarla? Pochi secondi perché era tutto ristato. Ok, benissimo. Vi trovate? Addio. Sì. La ricomprereste? Certo che sì. Fantastico. Ma noi non siamo qua per parlare di tendalini, ma siamo qua per parlare di questa macchina meravigliosa con il suo proprietà, con i suoi proprietari. Dimmi tu subito, in 2 parole, la differenza fra la tua macchina e il mio Nissan Evalia. Un pensiero diverso, questa è una macchina che si può camperizzare, però come vedi io non ci dormo dentro. Esatto. Questa secondo me è un po' la differenza rispetto a un van. Mm. Puoi allestirlo anche per dormirci dentro, però pochi spazi. Sì, infatti su YouTube qualcuno l'ha fatto, ho visto, però ci stai tu dentro e non ci sta la roba. Cioè... Devi trovare sempre quei compromessi. Io dormo sempre sopra, dormo meglio. Mhm. Ecco, sei anche una tenda di un certo livello. Sì, infatti, Ritengo sia- allora io mi allontano perché voglio mostrarvi il tendone che ha, quindi cioè, non c'è motivo di dormire dentro assolutamente, neanche d'inverno io credo, perché comunque in un certo modo lo riscaldi, ecco. Una roba che mi raccontavi ieri sera, dopo i 120 km all'ora la comunicazione all'interno dell'abitacolo è praticamente La famosa nulla. barriera del suono, ovvero se non Sì. hai voglia tanto di parlare, Sì. è bello perché basta andare Se l'amorosa parla troppo... 20 all'ora in più che si appiattisce tutta la conversazione. Qua per lavarsi è una road shower della Yakima, 26 litri pressurizzati, ci carichi 26 litri, la gonfi esattamente come una gomma, la porti a 4 bar circa e tu hai una bella doccia fluente, insomma, Bravissimo. non a cascata, ecco, non la goccia. Siete stati gentilissimi, adesso vi molliamo, vi abbiamo riempito di domande, super figo. Allora lui tra l'altro, cioè tutte queste robe qua, ma perché non è solo figo, è anche uno che lavora nel settore e quindi veramente lavori, no, dillo che così... Vabbè, la mia azienda è Autoplan 4x4 e sono un rivenditore James Baroud Ok, Nord Italia, insomma. ok, andate a vedere. E a Trader Point siamo in 2. Benissimo, andate a vedere il loro sito web, trovate veramente un sacco di roba. Grazie a voi. Allora, io non posso fare altro che ringraziare i nostri vicini che sono stati meravigliosi e mostrarvi questo pick-up che è una favola. Fallo vedere, fai vedere il gioiellino. Eccolo qua. Allora, ricordami il colore. Cyber Orange. Mamma mia ragazzi, cioè è una roba strepitosa. Adesso la maggiolina l'hanno chiusa, dietro hanno fatto comunque un bel lavoro con i cassoni eccetera eccetera. Sei soddisfatto del tuo mezzo? Soddisfattissimo. Innamorato? Innamoratissimo. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Benissimo. A Bolsena se ci siete. Grazie ancora, grazie. Allora adesso abbiamo Piero il serio organizzatore, ha detto adesso facciamo il serio. Innanzitutto dobbiamo ringraziarti perché è stata un'esperienza meravigliosa. La prossima sarà dove? Sarà il 24, 25 e 26 maggio al lago di Bolsena, comune di Capodimonte. Bene, quanti sarete più o meno? Allora abbiamo una capacità di 150 mezzi e le prenotazioni hanno già superato i 100, quindi ci
ci stiamo avviando verso la chiusura delle prenotazioni. Fantastico. Chi volesse prenotare dove deve andare? E nelle nostre pagine social Tende da Tetto e Campeggio, un'email a tendedatettoecampeggio@gmail.com. Il costo? 25 euro tutto compreso a mezzo per 2 notti. Allora, noi oggi invece eravamo, dillo tu. Noi eravamo a Cartignano, sul bellissimo parco della villa storica di Cartignano, Magia. a 2 passi dal fiume Brenta. D'accordo. Niente, siamo in 38 mezzi effettivi. E ci siamo divertiti, tanto. Parecchio. Poi tra l'altro serviti, nel senso servizi e le docce con l'acqua calda, quindi fantastico, gente con famiglie, bambini, hanno giocato, situazione da fare assolutamente. Lo rifarete l'anno prossimo, immagino. Sì, noi facciamo 2-3 eventi all'anno, anche qualcosa in più a seconda appunto delle occasioni di organizzazione, perché chiaramente non lo facciamo per lavoro, è una pura passione mia e di Natalia che non può esserci oggi, però è pura passione, lo facciamo proprio per divertimento. Se escono delle occasioni chiaramente le cogliamo e organizziamo. C'è sempre una bella risposta della community, si passa da quello che è, diciamo, l'essere online, il commento, il like, a vedersi dal vivo, quindi conoscersi. Invitiamo sempre qualche magari più pazzo di noi che fa viaggi fantastici come appunto i turisti selvatici. Abbiamo anche un'altra presentazione poi al Raduno Nazionale di Bolsena. E più ci si scambia anche un sacco di idee, perché si vedono tende, si rubano idee da uno con l'altro. Ed è soprattutto un importante punto anche per i nuovi campeggiatori. Chi vuole vorrebbe acquistare una tenda da tetto e vuole informazioni, tenda rigida, tenda pieghevole, cosa compro prima, cosa compro dopo, e vuole vederle, perché spesso le vediamo solo in internet prima di Sì, vero. Qui invece può venire, toccare, chiedere, vedere le soluzioni un po' più economiche, più costose a seconda delle necessità. Su che mezzi sono state montate? Esatto, perché qui abbiamo dalla Panda all'utilitaria fino al fuoristrada, al pick up più preparato. Esatto. Quindi è bello vedere anche quello. E tutte le soluzioni, camperizzazioni interne, non camperizzazioni, e ecco, questo è un po' lo spirito del gruppo. A fine settembre ci sarà un altro evento, però lo libereremo. Sorpresa. Sarà una bella sorpresa, perché aggiungeremo... Non dire niente, lasciamo con il fiato sospeso gli altri. Bene, Piero, io non posso far altro che ringraziarti. Grazie a voi di esserci stati. E siete stati meravigliosi. Torneremo sicuramente. Sul lago non ce la facciamo perché siamo un pelino troppo lontani, però ne faremo un'altra insieme, sicuramente. Grazie. Perfetto, ancora. grazie a voi. Grazie. Ritornando verso casa ci siamo fermati per visitare Cittadella e Asolo, che vi consigliamo assolutamente, 2 paesini veramente molto belli. Chiediamo scusa per l'audio approssimato e le riprese traballanti, ma siamo abituati a filmare montagne e quelle né si muovono né tantomeno parlano, sempre che non abbiate bevuto troppi grappini. Grazie per averci seguito, normalmente dico sempre zaino in spalla, ma stavolta tenda in macchina, anzi tenda sulla macchina. Alla prossima, grazie a tutti.